Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Sono dimagrito. Che porto io, no, non sei, non sei dimagrito. Intanto diamo un benvenuto ai nostri telespettatori. Mi fai bello con gli ospiti, ma se tutto il giorno che tu non hai idea, Domenica, cosa ho fatto io. Bravo. A carta e penna venite, vi Prosenti. prego. C'è gente, ho dovuto pregarla io sta gente qua, lo sai. Vedi, guarda che bel pubblico che abbiamo oggi. Buonasera a tutti. Ma sono dimagrito un po'. Alla fine di questo ciclocross mi ha tormentato. Ricordiamo a tutto il nostro pubblico che è l'ultima puntata. Ricordiamo che è l'ultima puntata, però non è l'ultima puntata dell'anno, perché Argesi si prende un mesetto di ferie, un mesetto e mezzo, e poi ritorniamo a marzo. Io mi prendo un mese di pausa perché devo rivoluzionare tutto, qua tutti gli ambaradan, c'è tanto da fare, sai. Lo so. Dopo un trofeo Trivente, 1 anno e mezzo che andiamo a tutta, tu quest'anno ti sei riposata. Non Con mi la sono scusa, riposata. no, ti sei riposata, hai messo su qualche chilo, poi hai fatto una dieta spaventosa, sei arrivata qua di nuovo magra, non so come hai fatto. Io sono citrullito, mi hanno detto, ma non te ne sei accorto che la Eleni era incinta? Oh, fate, oh! No, è che un po' ci giocavamo, non era sul serio. Esatto, sfatiamo questo mito, non era sul serio, Argesi non mi ha Vabbè che sono licenziato. scemo. Insomma, no, perché ho sentito di tutti i colori, nessuno mi ha licenziato. Sì, di tutte le cose, ma di quelle a me cose mi non ci va. fermavano, ma guarda che forse è incinta. Lo Lo sapeva, è stato uno dei primi. Lo sapevo, guarda, sveliamo questo arcano. Intanto possiamo fare un applauso a un ospite che oltre a essere insomma un benemerito, ha dato una grande mano a tutto l'impianto del trofeo Triveneto e del Mastercross. Partiamo da Maurizio Schiavon, Selle SMP. Grazie Maurizio, il quale ci ha accompagnato in maniera, diciamo così, molto parca, nel senso non si è mai voluto far vedere. Io ti ringrazio di questo, perché Maurizio, sai, tante persone quando danno 2 soldi o 4, quelli che sono, saltano, voglio fare, tu hai fatto fare, fate voi, perché io mi fido. Salvatore è rimasto senza voce a casa, auguri, però insomma tu sei soddisfatto? Assolutamente sì, veramente, ma veramente una grande soddisfazione. E il ciclocross mi piace, è una bellissima disciplina, è divertente, si sta nel fango, in mezzo all'aria aperta, eccetera, però veramente, non so, quest'anno penso abbiamo superato molte cose e veramente tutti quelli che si sono dati da fare, secondo me, hanno fatto ancora di più di quel che avevano fatto nel passato. Tu dici delle cose che sempre dice anche Paolo Garniga. Ha uno sponsor, che poi dopo lo sponsor non è Triangolo, chissà da dove arriva, lo sponsor è una persona normale, è uno che ha un'azienda, vuole avere un po' di visibilità, che gli piacciono alcuni accorgimenti, uno su tutti è un po' di educazione, sapere che venga trattato il proprio striscione come Dio comanda, quelle piccolezze, a Torino le chiamano cittesse. Hai visto pure in Torino, cittesse? No, lo faccio per Puglia, Daniele come le chiamano? No, dopo te lo dico per Daniele Pontoni, perché lui è tifoso del Toro, così lo presento. Un applauso a Daniele Pontoni. Poi ti dico una confidenza, ma te la racconto dopo. E intanto presento anche Paolo Garniga della struttura federale, quindi FCI nazionale, perché tu spesso mi dici, noi dobbiamo anche cercare di migliorarci nei confronti di chi ti tira fuori i soldi, insomma. È vero? Certo che sì, e il risultato c'è perché stanno crescendo i numeri, sta crescendo la base fatta di giovani, l'abbiamo già detto tante volte, sta crescendo perché comunque si è reinterpretato il modo di proporre anche certi percorsi, cominciamo ad avere i percorsi più facili, però anche quelli molto impegnativi, e l'esempio si è visto ieri. E abbiamo avuto un campionato italiano che veramente merita e dobbiamo essere grati per come l'hanno saputo proporre. Perciò aiutandoci, siamo tutti bravi a fare qualcosa, mettendoci assieme diventiamo ancora più bravi. E quello che mi piace molto sottolineare è che a Pezzi di Greco hanno dato una dimostrazione, che il Sud insomma non è che non sia proprio pronto al ciclocross, Daniele. Tanta gente ce n'era. Hanno vestito tanto intanto un pubblico. bellissimo percorso e poi credo che
La domenica il pubblico era numeroso e anche per gli atleti correre davanti a un pubblico così diventa esaltante ed entusiasmante. Poi, Ecco, come mai anche succede per noi questo? che siamo lì vicino, sai, se lo facciamo solo per noi è un conto, farlo anche davanti a un... Però io non riesco a capire. Allora, fai a Dioderzo, boom, arriva giù il mondo. Poi dopo si può andare anche a qualche chilometro, troviamo un po' meno gente. Il sud non è pronto per il ciclocross. Pezzi di greco, non è vero niente. Vai a Roma, poca gente. Credo che forse il ciclocross appartenga a un pubblico modesto. Mi spiego meglio. Se vai nelle grandi megalopoli, oppure anche, io penso, nelle province dove c'è un po' più di argent, vero? E fai fatica a portare la gente del ciclocross. Mentre se vai in dei centri dove sono abituati a soffrire, diciamo, perché comunque si tratta anche di un sud a volte profondamente sofferente, la gente insomma risponde. Anche questo potrebbe essere una chiave di volta. Secondo me hai ragione, perché comunque è ruralità. Momento. Ha ragione Momento. Argesi. Applauso, mi ha dato ragione. Questo è perché non c'ho il topo, se lo direi è un momento topico. È un momento topico dell'anno, ti ho dato ragione per la prima volta. No, hai ragione perché comunque il ciclocross è ruralità e quindi forse nelle grandi città ancora ci sono c'è tanta scelta, no? Nella domenica uno può fare 3000 cose, c'è il calcio, c'è magari la pallavolo, c'è il nuoto, c'è il tennis. Mentre in effetti anch'io che ho visto dalla televisione veramente pezzi di greco c'era tanta gente, ma comunque anche dalle foto che ho visto delle gare che comunque hanno fatto, perché anche il Sud ha avuto il suo trofeo, avevano i loro atleti, avevano comunque un parterre di gente e un seguito di gente importante, quindi è importante che si continui così perché comunque questi ragazzi, l'abbiamo sempre detto, fanno dei grossissimi sacrifici per venire a correre al nord ed era giusto avere un grande appuntamento anche al Sud. Io credo che il governo italiano dovrebbe aiutarci per quello che noi possiamo esportare e stiamo esportando. È una considerazione che era un cappello, ma vorrei approfondire il fatto che nei grandi centri anche la gioventù di oggi è abituata con gli iPod, gli iPad, come si chiamano? iPad mi pare tanto in barese, iPad, vabbè. Comunque hanno poca voglia di sporcarsi, il contatto con la natura, cioè la neve, è bagnata e gelida, il fango, che sporco. Cioè abbiamo perso proprio il rapporto con la natura. I giovani hanno perso proprio il toccare gli alberi, non conoscono gli alberi. Pontoni, io ho avuto, cioè non ti dico la verità, te l'ho già detto in altre occasioni, tu hai una faccia che può stare sulle palle, te l'ho detto? Sì, molte volte. Vabbè, nel senso che sei uno, però sei abituato anche tu intanto una terra dove la sofferenza vi ha accompagnato per parecchio, dove conoscete i posti, il pioppo, l'albero di quel tipo, insomma, conoscete la natura. E io ti ho apprezzato proprio quando ti ho confezionato una clip per i campioni italiani e vedevo come andavi in bicicletta, tu mangiavi veramente il terreno. Io ti faccio un applauso dal mio più profondo, perché andavi via come un siluro, fateglielo. E sono stato incantato. E mi sono fatto anche una domanda, ma quanto pirla sei, che non sai niente, perché alla fine pensiamo di saper tutto, non so ancora nulla dopo 30 anni. Sei stato un corridore fantastico e oggi stai insegnando ai tuoi ragazzi e stai facendo un grande lavoro. Io prima un tuo braccio destro, anche sinistro, mi ha dato 78 tra vittorie e secondi e terzi posti, 68 da quarto al sesto decimo posto, insomma avete fatto uno strike quest'anno. Ma indubbiamente, credo che innanzitutto questi numeri, 40 vittorie, hai detto tu, 22 secondi posti, 17 terzi posti, abbiamo vinto poi 2 campioni italiani, la maglia del Giro d'Italia, la maglia della Master SMP del Triveneto, credo una società come noi al primo anno, Trentino Rosa, Anima Nera, e anche i nostri sponsor, la banca Fideuram, l'Imar che ci fornisce i caschi, la Nordway, tutti quelli che ci stanno dietro, credo sia importante anche per questo. Abbiamo qui uno sponsor che ci ha sopportato e supportato per tutta questa prima stagione, credo che adesso anche noi possiamo proporci un'altra maniera. La cosa più importante però, credo, la soddisfazione più grande è per i ragazzi, perché loro 8 credo sono andati d'accordo tutto l'anno e l'importante è l'armonia del gruppo e questa è la cosa principale. Dopo chiaramente si vince, si perde,
io l'ho sempre detto, non mi nascondo, mi piace vincere, chiaramente, perché facciamo uno sport dove sei nato agonista. si va la domenica, si va alle corse per vincere, chiaramente fa parte del gioco anche questo, però la presentazione e come stanno i ragazzi credo sia alla base della nostra società e di quello, diciamo, il nostro leitmotiv che c'è stato quando ci siamo conosciuti con Paolo Leonardi. Abbiamo messo giù un'idea, adesso è partito un progetto intanto triennale per questo ciclocross e siamo entrati in punta di piedi, come ho detto all'inizio dell'anno, e usciamo con il sorriso che non ci sta. In punta di piedi. Pensa se entravano con tutti e due i piedi, sì. che facevano, è una tragedia. No, hanno fatto un'ottima stagione, insomma è stata una delle rivelazioni di quest'anno, anche se sulla carta già all'inizio insomma l'avevo detto. Che, insomma, Ma tu non te l'aspettavi, onestamente, di questo esploit? Sinceramente non me l'aspettavo in queste dimensioni. Non va dimenticato che abbiamo avuto Michele a metà servizio, perché Michele Chiandussi a metà stagione dopo 2 mesi ci ha abbandonato purtroppo causa infortunio, quindi sono cose comunque che fanno parte della nostra specialità, del nostro mestiere, ma credo che avrà tempo e modo per rifarsi. Un'altra società è il Trentino, la tua società del Trentino, che sta andando molto bene. Qua abbiamo la Oberparleiter, facciamogli un applauso, dopo la sentiamo. Trentino, poi dopo Trentino rosa anima nera vuol dire quasi tutto Friuli, forse i puristi siete voi, in qualche maniera. Montanari siamo montanari, la testa dura ce l'abbiamo penso uguale o quasi. Sicuramente ecco, fa pensare che una piccola realtà come quella trentina, che comunque è ai margini anche dell'attività del ciclocross, mantiene una tradizione pur non avendo i grandi numeri, si è presentato un campionato italiano con 10-11 atleti, sono arrivate 7 medaglie. Penso che nessun altro comitato possa comunque mettere nel palmarès tutto quello che è arrivato. Vittorie anche come Carraro, penso che abbiamo superato le 40 nelle varie categorie. Il fatto che siamo come società ai primi posti nel Triveneto o nei circuiti nazionali fa comunque capire che si lavori come squadra. E a me ha fatto piacere che arrivino altre realtà, perché se ne parla, perché si avvicinano altri giovani. Io devo fargli una domanda scottante, rispondimi, io so che sei una persona sincera, però il ciclocross diciamo che è sempre stato un po' la sorella minore o il fratellastro del ciclismo, no? Sta avendo successo, bisogna dire la verità. Anche il Trofeo Triveneto in questi anni insomma, ha abbandonato un po' l'anonimato, è cresciuto molto, si va molto più d'accordo con i vari comitati di tappa e ha creato veramente quel spungolo in più per far bene anche ad altre organizzazioni. Questo io mi auguro che possa far bene all'interno di una federazione che a volte si dimentica gli sport tra virgolette minori come il ciclocross e come anche la pista. Ma io non la vedo proprio così, io dico gli spazi ci No, sono, contento bisogna conquistarseli, se siamo credibili spazi ne troviamo. Nel ciclocross bisognava cambiare qualcosa, bisognava diventare più moderni, bisognava avere un qualcosa da proporre che attiri anche i giovani. E quello dico, adesso i numeri ci sono, la base è veramente fatta di tanti giovani, non solo più solo numeri, c'è anche la qualità, lo si vede anche in nazionali, il fatto che vengano inseriti sempre di più i giovani, quello che hanno fatto gli junior quest'anno in Coppa, quello che hanno fatto gli under, cioè abbiamo fatto risultati che forse mai nel passato. Quello della nazionale adesso parliamo dopo aver mandato via la clip di Vittorio Veneto. Tu hai sentito questo cambiamento come sponsor, come investitore del trofeo, perché qualche anno oramai che si vicina. Sì. Secondo me sta crescendo bene. I giovani poi basta anche dare un'occhiatina qua davanti, sono tutti là, sgranano gli occhi, sono felici, sono contenti. Poi l'aria che si respira, è quello il bello, cioè c'è un'aria che io definisco come di nostranità, di un qualcosa di veramente nostrano, quasi puro. Questa è la bellezza secondo me del ciclocross. Noi l'abbiamo detto anche anni addietro. Facevamo autocritica, bisognava rimodernare tutto l'impianto e in qualche maniera ci si è riusciti. Andiamo con Vittorio Veneto, guardiamo tutta questa bella cronaca, qua i testimoni che ti hanno visto a fare la cronaca senza i fogli, è vero? E ancora qualcuno non ci crede. È vero, diglielo Anna, diglielo, prendi il microfono, hai visto? Ho visto, ho controllato. Testimone oculare? Sì. Bene, mandiamogli la clip. Mandiamo la clip con tutte le gare di Vittorio Veneto.
Con le immagini siamo a Vittorio Veneto, tappa conclusivo di questo bellissimo trofeo Triveneto e Mastercross, un appuntamento veramente importante che chiude tutta la stagione ciclocrossistica da noi seguita e tanto per cambiare, insomma, qua c'è il Gotha, qua c'è veramente l'eccellenza del ciclocross. Allora, Ilenia, tu non eri presente, una giornata calda, abbondanti piogge il giorno prima e chiaramente un terreno allentatissimo. Qua può veramente cambiare tutto. Percorso un po' diverso rispetto a quello degli ultimi anni, complimenti a Giacomo Salvadore e a Piccin che so che l'ha tracciato lui, appunto un percorso un po' diverso, un percorso fangoso e diciamo ultima prova anche del SEL SMP Mastercross. Attenzione perché appunto le classifiche possono cambiare sia per il Triveneto che oggi ha punteggio doppio che per il Mastercross che ha punteggio 1,6. Ecco, qua dovremo capire poi dopo e vedere e soprattutto assaporare il ciclocross nelle varie sfaccettature, come in questo caso vediamo anche i più, diciamo così, scafati riescono a fare dei capitomboli. Questo è il neocampione italiano, in questo percorso sta già patendo moltissimo, chissà se era questo percorso a pezzi di greco tutto si può rivoluzionare, è sempre il 6 forse i ma, però questo è un ciclocross d'altri tempi. Abbiamo visto Vidotto partire già molto veloce, subito dietro Uez e appunto Nicola Buratti che è il ragazzo che è caduto in maglia tricolore. Questo è un percorso da italiano, come è stato appunto, è stato già campionato italiano, quell'anno pioveva e c'era un fango terribile, qua ce n'è un po' meno, però comunque queste contropendenze lo vediamo appunto come Buratti fa fatica a restare proprio in piedi in questo tipo di pendenze, mentre attenzione anche tra le donne esordienti, tra il solito duello Pozzobon-Guadagnin. Diciamo che comunque il carattere, vediamo qualche capitombo, qua era una saponetta, comunque diciamo che i più forti sono sempre quelli che hanno girato sul trofeo Triveneto, sul Giro d'Italia in rosa di ciclocross e sul Mastercross, sono sempre quelli talenti. Ecco, abbiamo visto invece il neocampione italiano Nicola Buratti che è in leggera difficoltà su questo tipo di percorso, ma siamo già alle fasi conclusive. Siamo alle fasi conclusive con Fabio Vidotto che comunque non è una novità, ma è un ragazzo che si è sempre attestato nelle prime 3/4-5 posizioni, che va appunto a vincere questo importante traguardo, perché vincere Vittorio Veneto è sempre insomma una bella soddisfazione. Prima vittoria di giornata per Fabio Vidotto appunto della Sportivi del Ponte, in seconda posizione che non temeva assolutamente per la maglia né del Mastercross né del Trofeo Triveneto è Emanuele Uez, eccolo qua in seconda posizione, mentre Nicola Buratti, campione italiano, in terza. Chiude Marco Vettorel e Igor Gallai per la quarta e la quinta. Eccolo qua Nicola Buratti, oggi un po' sfortunato, è caduto più volte, però applaude insomma gli altri contendenti che sono arrivati prima di lui. Andiamo a vedere tra le donne esordienti se sarà Guadagnin o sarà Pozzobon, ma intanto la vediamo, arriva anche Giada Borghesi, vedi, lei è un primo anno che è nata molto bene anche al campionato italiano, ricordiamo qui correvano anche gli esordienti al primo anno, e eccola qua, la vediamo la Marina Guadagnin che va a vincere il duello con la Pozzobon per appunto la gara di oggi. Marina Guadagnin va a vincere. In seconda posizione la attendiamo Beatrice Pozzobon con la maglia, eccola qua, col papà che la incita, che va a vincere il Mastercross, e in terza posizione Patrizia Critelli, quindi Asia Zantone e Emma Foro. È bella questa immagine che aspetta la sua compagna per fare un po' di passerella. Esatto, sì, anche perché comunque il Mosole ha fatto un'ottima stagione. Adesso andiamo a vedere poi dopo nel dettaglio le classifiche, tanto vediamo Patrizia Critelli che conclude al terzo posto questa giornata dedicata agli esordienti qui a Vittorio Veneto con le classifiche. Adesso andiamo a dare uno sguardo, intanto capiamo già che la maglia di Mastercross è appannaggio di Emanuele Uez e anche quella del Triveneto, e vediamo appunto con 335 punti quello che è il Mastercross, quello che è il trofeo Triveneto, 243 Nicola Buratti, Fabio Vidotto 229, quindi questa oramai è la classifica definitiva. Per quanto concerne invece la classifica delle donne esordienti, andiamo a vederla tra pochissimo, eccola qua, Marina Guadagnin 362, quindi Beatrice Pozzobonco 343, Patrizia Critelli 306, quindi vale a dire la Marina Guadagnin si aggiudica il trofeo Triveneto. Andiamo invece con gli esordienti maschi nel Mastercross. Questa è una prova, ricordiamolo, dedicata in 5 puntate. Sì, gare nazionali e internazionali, è partito un po' dopo il Mastercross, vince ancora Emanuele Uez per quanto riguarda la categoria esordienti, 168 punti, quindi Fabio Vidotto 141 punti, Nicolò Buratti a seguire. Donne?
Beatrice Pozzobon, Marina Guadagnin, Asia Zontone. Quindi Pozzobon vince il Mastercross, Marina Guadagnin vince il Trofeo Triveneto. Bella questa lotta. Adesso andiamo già subito con l'altra gara di giornata, vale a dire categoria allievi e allieve, quindi primo e secondo anno per i ragazzini, e per quanto riguarda le donne qua abbiamo la Sara Casasola, che chiaramente ha interpretato un'annata strepitosa, tanto un bellissimo Trofeo Triveneto, ma un bellissimo anche Giro d'Italia di ciclocross, e poi chiaramente ha coronato il suo sogno con il campionato italiano a pezze di greco, mentre partono gli allievi al primo anno, quindi vuole dire i soliti noti: Carpene, vuol dire comunque Filippo Fontana, vuol dire Tommy Dalla Valle, e queste sono le donne, abbiamo visto, con la Francesca Selva, e questa qua è una bella ragazza, una ragazza che sta andando molto bene, e si tratta proprio della Matilde e della Frischlander anche. Sì, abbiamo una bella lotto di partenti, intanto lo vediamo lì davanti già il nostro bel tricolore di Alberto Brancati, vincitore il giorno prima all'idroscalo, quindi per Alberto quest'anno purtroppo avrà solo ha avuto solo 2 gare per portare la maglia, perché ricordiamo il prossimo anno lui passa di categoria, quindi è gioco forza. Il problema maggiore degli allievi al secondo anno è quello che perdono un po' la possibilità di vestire il tricolore. Filippo Zana, che avremo anche qui in studio, lo vediamo in questo momento, si attesta intorno alla terza posizione, in mezzo c'è Lorenzo De Vettori, quindi la gara oggi è una gara bella viva anche e soprattutto fra gli allievi al secondo anno, mentre eccolo qua Leonardo Cover, il leader del Mastercross, Tommaso Dalla Valle, Filippo Fontana e Samuele Carpene, sono questi i primi 4 per quanto riguarda gli allievi al primo anno. Zana partito un po' così in maniera precaria, è caduto, è terzo in classifica in questo momento, ma sta recuperando. Sara Casasola pare che non gliene freghi niente di questi tratti anche molto scivolosi, per cui anche molto pericolosi, ma è una ragazza che ha uno stile incredibile, un po' più circospetta la Bolzan, che comunque capisci che casca anche lei, insomma anche qua bisogna avere coraggio. Sì, forse secondo me facevano prima scendere, avevano meno problemi, perché qua vedo solo gente che va in terra in effetti in questo pezzo, però ci sta perché sono comunque giovani e stanno imparando anche a fare queste contropendenze. Poi vedremo poi nelle categorie maggiori Sara Casasola, che non ha sbagliato niente in tutta la stagione, perché in effetti ha centrato tutti gli obiettivi che poteva centrare quest'anno, quindi ottima la sua stagione non solo nel ciclocross, ma lo ricordiamo anche nella mountain bike, riesce ad affrontare anche questi pezzi in contropendenza che sono veramente terribili, perché in effetti è una saponetta. In seconda posizione la vediamo è la Matilde Bolzan, mentre in terza posizione Linda Fischnaller, che è una ragazza che comunque nell'ultimo periodo è cresciuta molto molto bene. Zana lo vediamo già bello pimpante, sta andando cercando di ricordiamo perché per lui c'è sia il Mastercross che il Trofeo Triveneto, quindi è importante per lui oggi finire molto bene. Subito De Vettori in seconda posizione, anche lui cresciuto molto bene nell'ultimo periodo, peccato per l'italiano perché è stato sfortunato. Alberto Brancati, eccolo qua in terza posizione, oggi fa un po' di fatica ma gioco forza, ha vinto anche ieri, quindi il giorno prima, quindi ovviamente 2 gare nelle gambe si sentono. Eccolo qua, lo vediamo Filippo Zana che va a vincere la prova degli allievi al secondo anno, eccolo qua, quindi per lui ci sarà anche e soprattutto la maglia del Mastercross. In seconda posizione Lorenzo De Vettori, ottimo il suo piazzamento. Terza posizione per Alberto Brancati, eccolo qua, che chiude la stagione da campione italiano. Mentre quarta posizione assoluta, attenzione, eccolo qua Samuele Carpene, che va a vincere tra gli allievi al primo anno, ragazzino che è cresciuto molto bene nell'ultimo periodo. Secondo Pippo Fontana, che anche lui prende punti importanti per questo trofeo. Terzo Tommaso Dalla Valle, quindi Leonardo Cover, che con il piazzamento di oggi riesce a vincere il Mastercross. E lo vediamo poi da questo, poi dopo proprio al filo di lana, qua si è giocato tutto e tutto in questa tappa, con il punteggio doppio e soprattutto, queste sono gli striscioni che a noi piacciono molto. Qua sta concludendo la gara Sara Casasola, quasi non c'è cronaca. Sara Casasola che vince con un margine enorme, 4 minuti e 31 sulla seconda, e va a vincere ovviamente il Mastercross, ovviamente anche il Trofeo Triveneto. Seconda Matilde Bolzan, eccola qua la ragazzina del Girelli che abbiamo avuto in studio la settimana scorsa, quindi Linda Fischnaller, Valentina Mariotto e Francesca Selva. Che annata che ha fatto, che ha confezionato Sara Casasola, veramente da incorniciare, un'annata strepitosa in tutti i campi. Con Zana adesso lo vediamo sul podio, noi ci auguriamo tanto che questo ragazzo continui a fare ciclocross, perché dalla strada al ciclocross potrebbe essere un emblema assoluto. Andiamo con le classifiche oramai
definitive di questo trofeo. Vediamo Sara Casasola con 360 punti su Francesca Selva che segue 2,98, per Matilde Bolzan 2,73. Quindi Filippo Fontana per gli allievi a primo anno con 354 punti si attesta e quindi è campione del trofeo Triveneto. Tommaso Lavalle segue, Filippo Zana abbiamo visto 374 punti per lui, Lorenzo De Vettori 2,67, 2,57 per Brancati. Cover per il Mastercross 152, Tommy Dalla Valle 151, segue Filippo Fontana con 141. Filippo Zana anche lui doppia maglia 187, Brancati 115, Dreossi 113. Questo è il componimento per quanto riguarda Casasola, la regina 192 punti, 142 la Bolzan e la Selva con 127. Adesso andiamo con la cronaca degli juniores e delle donne open chiaramente. Qua abbiamo la Nicoletta Bresciani, ma abbiamo anche tanti visi nuovi che sono rimasti un po' affascinati, e poi Vittorio Veneto come giocare a San Siro. Intanto partono gli juniores. Partono gli juniores, anche qua insomma ricordiamo che siamo veramente a pochi giorni dagli ultimi appuntamenti internazionali, dal mondiale di Tabor, quindi ovviamente queste gare nazionali servono anche a CT Fausto Scotti per vedere un po' la condizione degli azzurri. Partono anche le donne open, Oberparleiter e Bulleri, che si giocano il trofeo Triveneto e anche il Mastercross. Nicoletta Bresciani, abbiamo anche appunto la Rebecca Gariboldi che normalmente è venuta poche volte qui appunto col trofeo, mentre già siamo sugli juniores con Michelino Bassani, Mandelli, abbiamo visto Smarzaro, Caneva, Giorgio Rossi che difende la maglia del Mastercross. In maglia rossa attenzione che è Edoardo Nichele perché appunto è campione veneto, hanno fatto questo bel body. Anna Oberparleiter intanto parte forte perché cerca di anticipare, eccola qua, la vediamo in maglia di leader Alessia Bulleri, quindi Giovanna Micheletto, e un po' più indietro la vediamo Nicoletta Bresciani. Se tutti i percorsi fossero stati così accidentati, chissà, Michele qua sta facendo brillare gli occhi, si attesta in seconda posizione, sta dando del filo da torcere a un certo Giorgio Rossi che non è certo l'ultimo arrivato, ma ricordiamo anche la Borghesi che è in maglia di Mastercross, non è cosa da poco, mentre passa la Nicole Dal Santo e via via tutte quante. Anche qua oggi la Francesca Cauz, molto prudente, ci mancherebbe altro, sta affinando la sua forma. Esatto, mentre Michele Bassani sta cercando di attaccare tutti gli altri. Smarzaro lo vediamo che normalmente va bene in questo percorso, Caneva, quindi Giorgio Rossi, quindi Mandelli, abbiamo tutto il fiore degli junior, questo è Buttò, degli junior che appunto potrebbero difendere i nostri colori perché insomma le selezioni non sono ancora arrivate, mentre la vediamo anche la Letizia Borghesi che sta cercando a denti stretti di difendere il titolo, mentre lo vediamo ancora Smarzaro con Michele Bassani e Giorgio Rossi, vedi casca uno, casca l'altro, insomma diciamo che questo percorso, queste contropendenze stanno veramente facendo selezione. Mandelli è già un po' più staccato e anche Caneva è già un po' più staccato. Ricordiamo nel frattempo che nelle donne junior al comando in questo momento c'è la Alessia Dalmagro, quindi Sofia Beggino oggi è un po' diciamo più prudente, resta un po' più indietro. La Alessia Bulleri cerca in tutte le maniere di agguantare questo leadership nel Mastercross attaccando in maniera potente, la vediamo dietro Anna Oberparleiter in terza posizione, mentre attendiamo, scusa, in seconda, mentre attendiamo la terza, vediamo chi sarà la terza. Beh, ricordiamo che comunque la Oberparleiter se la deve vedere con un fenomeno, la Bulleri è bella, una bellissima gara anche quella della Micheletto. Giovanna Micheletto e Rebecca Gariboldi in questo momento si giocano il gradino più basso del podio, mentre Nicoletta Bresciani oggi fa un po' più di fatica in quinta posizione, la vediamo, eccola qua la sagoma di Alessia Dalmagro con Francesca Cauzza, Alessia Dalmagro che è la prima delle junior. Sai che io a inizio gara avrei detto che sarebbe stato il terreno per la Nicoletta Bresciani, invece è andata molto, ha avuto delle difficoltà, mentre la Oberparleiter era andata via come un missile. E qua vediamo una bellissima performance, queste derapate, anche Nichele che non è, insomma, riesce addirittura ad andare in controsterzo. Giorgio Rossi ha tutto il suo stile. Sì, i biker qui si vedono un po' di più in questo tipo di contropendenze perché hanno una guida un po' diversa rispetto agli stradisti. Diciamo che la gara degli junior è già abbastanza movimentata perché sono in 4 davanti. Michele Bassani fa un po' più di fatica dopo essere partito molto forte, però è una gara veramente indecisa fino all'ultimo perché può succedere di tutto fino alla fine, mentre Alessia Bulleri ha già un po' di margine nei confronti di Anna Oberparleiter. La vediamo la Bulleri che appunto sente la maglia del Mastercross vicina, Anna Oberparleiter in seconda posizione, comunque buona la sua performance se consideriamo che è stata ferma quasi un mese. Rebecca Gariboldi, eccola qua in terza posizione, lei che è un under 23 come Alessia Bulleri.
Abbiamo visto la Overparlighter che comunque sta andando veramente forte, qua si sta decidendo tutto in una giornata, sia il trofeo Mastercross che il trofeo Triveneto. È un po' spiacevole giocarsi tutta l'ultima giornata dopo tanti mesi di grandi sacrifici, ma d'altronde questo è lo sport e questa è chiaramente la gara. Ma a me sorprende molto Michele che insomma lo vedo in splendida forma ed è lì davanti con i migliori. Michele Smarzaro, poi vediamo Caneva e Giorgio Rossi, insomma sono ragazzi che sicuramente si stanno giocando anche un posto in nazionale, un po' più staccato lo vediamo Michelino Bassani che fa un po' più di fatica, probabilmente anche qualche caduta in più con Federico Mandelli. Nel frattempo vediamo insomma anche gli spettatori, no, che stanno seguendo questa gara, perché Vittorio è sempre Vittorio, ma ce la fa alla fine Giorgio Rossi nel finale che va a vincere e così vince anche il Mastercross e ovviamente dà anche un'indicazione al CT Fausto Scotti, perché ricordiamolo che a Tabor se non c'è così c'è neve, quindi Giorgio Rossi va a vincere appunto su Edoardo Nichele. Ottima la sua performance in seconda posizione, terzo è Daniel Smarzaro, quindi molto bene anche Daniel, segue Mauro Caneva, Michele Bassani e Federico Mandelli e Andrea Pozzato. Questi sono in questo momento i primi 7. La vediamo Alessia Dal Magro che va a vincere nella categoria donne juniores, quindi bellissima questa vittoria di Alessia nel finale di stagione. In seconda posizione la sua compagna di squadra Anna Faoro, quindi veramente vittoria di squadra per la Sportivi del Ponte, e quindi qua in terza posizione il tricolore di Sofia Beggin. Ricordo di Sofia Benji che comunque ci mette anche una bella impronta quasi, se dovremmo vedere le classifiche, che insomma qualcosa avrà fatto. La Nicole Dal Santo, anche questa ragazza ha fatto notevoli progressi, ma d'altronde si sapeva. Chiaramente la Borghesi che non vince, ma comunque si accaparra comunque una maglia prestigiosa, adesso vedremo. E questa? Alessia Bulleri come una freccia va a vincere la tappa di Vittorio Veneto e vince anche il Mastercross sotto gli occhi del suo sponsor Maurizio Schiavon, quindi ottima la prova dell'atleta della Forestale. E aspettiamo in seconda posizione, eccola qua, Anna Oberparleiter, quindi per lei sarà vittoria del trofeo Triveneto di ciclocross. L'anno scorso gli era mancata, quest'anno è riuscita ad agguantare la vittoria del trofeo Triveneto. E in terza posizione Rebecca Gariboldi, quindi Giovanna Micheletto. Vediamo qua proprio la Gariboldi che arriva da lontano, insomma, dalla Lombardia, ma ci segue sempre in televisione, noi la ringraziamo, ma sono tantissimi. Adesso possiamo permetterci anche qualche sgosoneria, insomma. Abbiamo fatto un buon lavoro grazie anche al gruppo di lavoro del Trofeo Triveneto, bravissima anche la Giovanna Micheletto che è stata proprio una top player in questo Triveneto, podio per Giorgio Rossi chiaramente, per la Bulleri, quindi che si attesta, lei è campionessa del Mastercross. Andiamo a vedere uno sguardo alle classifiche definitive, intanto un saluto anche a Enrico Polo, vediamo un commosso Giacomo Salvador. Michele Bassani vince il Triveneto con 262 punti, Daniel Smarzaro 2,26, Cristian Buttò scavalca, quindi a 2,25 Letizia Borghesi, 2,80 brava, bravissima, Alessia De Bellis 2,76, Alessia Dal Magro 2,57, quindi Letizia Borghesi si era tanto preoccupata per nulla, bravissima. Anna Oberparleiter vince il Triveneto con 295 punti, 276 Bresciani e Bulleri 216, se la Bulleri avesse partecipato a tutto, mamma mia. Sofia Beggin 144, Alessia Dal Magro 139, Letizia Borghesi 138 e anche qua Mastercross, non è poco, Alessia Bulleri con 169, 159 Oberparleiter e quindi Bresciani con 130, le donne Open. Giorgio Rossi si attesta vincitore del Mastercross con 177 punti, Bassani 117, Davide De Bellis a 110, grandiosi. E qua la gara finale, oggi abbiamo veramente il gota, la Forestale tutta, quindi abbiamo anche Enrico Franzoi, noi ci auguriamo che si possa riprendere al più presto questo ragazzo perché è un patrimonio dell'Italia. Qua abbiamo Paccagnella che si sta giocando tutto, mi dispiace molto. E abbiamo anche il tricolore di Nadir Colerani che era pronosticato dai Legna Lazzaro e questo lo sottolineo. Adesso sta fanatica. Gara Open, anche qua si gioca sia il Mastercross che il Trofeo Triveneto, i forestali ovviamente sono messi molto bene in classifica, andremo a vedere perché comunque è un ottimo banco di prova, soprattutto per gli Under 23 ovviamente perché siamo a poche settimane dal Mondiale e Fausto Scotti può prendere anche insomma le sue
misure per quanto riguarda appunto gli under 23. Abbiamo visto una partenza molto forte di appunto dei forestali, attenzione perché sono tutti qua a filare, Enrico Franzoi un po' più indietro, abbiamo visto Nadir Coledani anche abbastanza avanti, un po' più indietro nell'ultimo gruppetto vediamo Iari Cisotto e Moreno Pelizzon. Nadir Coledani parte forte con Luca Braidot, parte forte anche Tommaso Caneva, quindi in questo momento li vediamo lì pimpanti davanti. Qua siamo un po' attorno alla nona, decima posizione con un focus, e ci vuole, su Moreno Pelizzon, che ricordiamo che è al primo anno, Iari Cisotto che ha fatto un'ottima finale di stagione, Nadir Coledani che davanti non ha remori perché è lì davanti a menare le danze con Luca Braidot che è un elite e Tommaso Caneva che è un under 23 come lui. Sportivi del Ponte soprattutto, chiaramente una squadra votata alla vittoria comune di squadra, mentre comunque è un Pontoni che sta facendo un lavoro esagerato. Io credo che comunque Nadir Coledani sia un ragazzo con delle possibilità di crescita esagerate, quindi proprio psico e fisiche, potrebbe diventare veramente il nostro ambasciatore per quanto riguarda quello che sarà nel prossimo immediato futuro. È un ragazzo completo ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Ed è soprattutto giovane, adesso è lì là già a tenere i ritmi dei forestali, li vediamo Luca, Daniele e Mirko Tabacchi, quindi sono questi i primi quattro, dietro abbiamo visto Ferrazzo con Moreno Pelizzon, questo è Iari Cisotto assieme appunto a un Samparisi o a Marco Ponta, e via via poi vediamo anche tutti gli altri. Gara veramente molto dura perché comunque queste contropendenze si fanno sentire sia come stabilità del mezzo, bisogna guidare bene, e, insomma ci sono anche dei pezzi dove è conveniente scendere, e sappiamo come Mirko Tabacchi quando c'è da fare dei pezzi a piedi sia sempre lì davanti. Infatti vediamo che i forestali piano piano si sono fatti sotto, Mirko Tabacchi è lì davanti, Daniele Braidot in seconda posizione, quindi lo vediamo anche Luca e Nadir Coledani. Quindi un Luca Braidot che sta cercando di tenere duro, ma vediamo che comunque oggi Mirko Tabacchi non vuole lasciare nulla al caso, e intanto chiaramente il grande, come si chiama, hai detto? Cipriano Gottardo. Ma lo so, il grande, è il più nominato di tutti, un Nadir Coledani che spreca molto, però la voglia, la grinta di essere tra i migliori, tra gli elite. E ha ragione di far fatica perché comunque è un ritmo importante, quello impresso dai forestali, Tabacchi davanti, Luca nel centro, quindi Daniele, e finché riesce a stare davanti con gli elite cresce anche la sua forma in vista dei campionati del mondo, anche perché giustamente è giusto anche onorare la maglia tricolore. Vediamo Fruet che è a Bagnomaria in quarta posizione, Enrico Franzoi eccolo qua, quindi anche Enrico auspichiamo che torni l'Enrico Franzoi che noi conosciamo, e però ci piace anche vederlo in queste gare, insomma gli ultimi anni lo vedevamo pochissimo nel trofeo, e eccolo qua. Intanto vediamo Mirko Tabacchi che ottima la sua pedalata, Martino Fruet eccolo qua, fatica un po' però è sempre lì attorno alla quinta posizione. È un Martino Fruet che è partito malissimo ma sta recuperando la grande, attenzione, lì c'è un colpo di coda anche di Franzoi che vuole esserci, intanto davanti abbiamo Mirko Tabacchi. Ti levo il microfono, spettacolo, hai visto come viene su a piedi, quando c'è da correre a piedi Mirko Tabacchi va forte, auspichiamo che il prossimo anno magari piova o ci sia un bel percorso a Monte Prata, perché se c'è da correre a piedi Tabacchi può fare veramente dei bei numeri. Franzoi in quarta posizione, Martino Fruet in quinta, quindi Samparisi, Tommaso Caneva e Thomas Pacagnella che non sta andando benissimo oggi e veramente rischia anche per la classifica finale del Trofeo Triveneto. Attenzione, Martino Fruet sta facendo dei numeri veramente importanti, numeri da fenomeno. Qua vediamo Pelizzon come viene su anche lui, la scuola Pontoni chiaramente si sa, un ponte leggermente opaco però anche lui ha terminato tutto il trofeo. La cosa importante, Fruet l'abbiamo visto tanto pimpante, la prima volta che finisce tutto il trofeo, quindi vuol dire che lui ci teneva, e guardiamo dove si sta testando, era partito veramente in maniera preoccupante, un po' imbarazzante, sta recuperando molto, bravissimo anche Nadir Coledani che è là vicinissimo, c'è un certo Franzoi che vuol dare il colpo di coda e vuol dire ragazzi ma guarda che io sono sempre un certo Franzoi e fa bene, ma lì a pochissimo c'è un Martino Fruet scatenatissimo e spero che ve lo gustiate.
Sì, è un'ottima rimonta la sua, sta venendo su veramente a palla e riesce anche a disegnare le curve in maniera completamente diversa, ad esempio da San Parisi, e in maniera completamente diversa, per quanto sia bravo anche da Thomas Pacagnella, da Tommaso Caneva. Marco Ponta oggi fa un po' fatica, gioco forza, non tutti i percorsi sono uguali. Moreno Pelizzon si attesta sempre attorno alla sua 10ª posizione assoluta, 11ª, che insomma ricordiamo che questo ragazzo a settembre era ancora juniores, però guarda Mirko Tabacchi come viene via bene, il gioco di squadra della Forestale, che è quello che io auspicavo ai campionati italiani, e purtroppo per una serie di problemi si sono fatti fuori un con l'altro, però i forestali quando sono 3 davanti possono veramente far selezione. Nadir Coledani ancora lì a Bagnomaria, il primo degli under 23, Enrico Franzoi in 4ª posizione open, mentre Martino Fruit in 5ª. E tutti i forestali insieme a un certo Marco Aurelio Fontana, mi piacerebbe vederli al mondiale, perché questi sanno fare gioco di squadra, loro vanno veramente alla morte, i forestali sono proprio dedicati ad aiutarsi. E poi sentiremo anche delle interviste di Braidot che dice: io aspetto cosa mi dice Fausto Scotti e poi dopo decideremo, ma mi metto a servizio di Marco Aurelio Fontana. Lo sanno che lui è il leader, è il faro, però questi ragazzi semenano, fanno paura. No, è bello vedere poi, tra l'altro mi duole dirlo, che è un gruppo sportivo militare che fa tutte le gare, perché ultimamente vedevamo dei gruppi sportivi militari, gente che correva un giorno sì, un giorno no, non si sapeva perché correva, eccetera. Bello vederli davanti, sono stati protagonisti da quando hanno ricominciato il cross. Vediamo anche come affronta Nadir Coledani in questo pezzo in contropendenza e come lo affronta Martino Fruet, che scende anche lui, ha già preso Martino Fruet Enrico Franzoi. Veramente gara durissima, oggi è un test di prova importante per le prossime gare per questi ragazzi. Vediamo anche San Parisi che sta andando molto bene per quanto riguarda gli under 23. Attenzione perché poi aspettiamo, bellissimo questo scorcio dell'acqua che comunque oggi l'ha fatta da padrone, perché le piogge copiose del giorno prima hanno reso questo percorso da velocissimo a veramente un banco di prova duro per solo stare in piedi. Martino Fruet oggi ci tiene, sa che sono punti importanti anche per la classifica finale del trofeo. Nadir Coledani non molla ancora, quindi ottima la sua prova, è saldamente al comando per quanto riguarda gli under 23, ad essere lì penso con un asso come Enrico Franzoi per Nadir Coledani, insomma penso sia una ottima soddisfazione. Segue il San Parisi e diciamo che oggi è veramente una bella gara. Io continuo a insistere sul fatto di portare ai mondiali questi ragazzi, perché hanno dimostrato non soltanto al Trofeo Triveneto, Mastercross, ma anche al Giro d'Italia, insomma qualcosa di importante. E Pelizzon mi piace perché comunque ha saputo soffrire, sta soffrendo molto, però sta crescendo anche parecchio questo ragazzo e io lo vedo sempre meglio, quindi lo aspettiamo sicuramente il prossimo anno, dopo le cure intensive di un certo Daniele Pontoni. Ce l'abbiamo in studio, ma voglio tirargli un po' il collo, oggi voglio sapere tante cose. Chiaramente pulizia delle biciclette, diritto, tanto fango che si incollava parecchio, ancora Ponta è dietro Moreno Pelizzon e qua vediamo Mirko Tabacchi che stanno alla stragrande, ragazzi, è un treno. Sì, Mirko Tabacchi che sente la vittoria vicino, però ricordiamolo, è gioco di squadra forestale, alla fine anche loro non si sono guardati in faccia, si sono scattati sui denti e via, chi ne ha di più vince. Mirko Tabacchi ottima la sua prova, veramente mi dispiace per il campione italiano perché secondo me se non cadeva poteva essere un ottimo protagonista, almeno poteva dar filo da torcere a Marco Aurelio Fontana. Eccolo qua, Mirko Tabacchi che va a vincere la prova appunto del Vittorio Veneto e vedremo che andrà anche a vincere il Trofeo Triveneto, quindi Luca Braidot che va a vincere il Mastercross secondo, terzo Daniele Braidot per un trionfo tutto forestale. In 4ª posizione lo aspettiamo, eccolo qua, Martino Fruet, ottima la sua rimonta, ottimi punti importanti anche per il trofeo, peccato che ha saltato qualche prova perché poteva vincerlo lui quest'anno il trofeo, veramente bravissimo Martino che appunto è 4º assoluto, eccolo qua, lo vediamo, mentre attendiamo la 5ª posizione che dovrebbe essere di Enrico Franzoi. Intanto vedi anche tempo per fare la derapata. 5º posto per Enrico Franzoi, mentre il primo degli under 23 è Nadir Coledani in 6ª posizione assoluta. Vediamo proprio Franzoi sopravanzato da un Fruet che era veramente grintoso al massimo, mentre proprio in questo momento Nadir Coledani sta prendendo l'ultima curva. Bene Franzoi,
subito dietro però Nadir Colledani, bella soddisfazione anche morale, nel senso che è lì con il top class, con i migliori. Sì, va a vincere appunto la categoria degli Under 23 che era importante per il Trofeo Triveneto e anche, ricordiamo, ottimo punteggio, quindi lo vediamo Lorenzo Samparisi e Nicolas Samparisi, quindi Thomas Paccagnella in nona posizione e Tommaso Caneva in decima. Benissimo, questo è l'otto finale, grande Paccagnella, purtroppo oggi una giornata veramente tremenda, una prestazione opaca, fa lo stesso lo sborone diciamo così, ma si accontenta, ma oggi perde veramente tutto quello che aveva creato in questi mesi di grande sacrificio. Qua vediamo chiaramente Tommaso Caneva che anche lui un ottimo apposto, qua vediamo un fratello Samparisi accidentato, è andato contro una transenna, si è fatto parecchio male, ma insomma tutto va bene, il bacio delle Miss a un Mirko Tabacchi esageratamente bravo, adesso l'intervista. Bene, ho vinto il campionato italiano, inaspettatamente, però comunque penso di essermelo meritato anch'io. Guarda, adesso sto un po' riposando, voglio ricaricarmi per far bene la Coppa questa domenica, poi andare fortissimo al Mondiale. Là già farne 20 è è un obiettivo molto duro, però farò il possibile per farli, insomma. Braidot, insomma, questa maglia è importante, Master Cross vuol dire già qualcosa di importante a livello nazionale. Per il Mondiale ormai di quello dobbiamo parlare. Adesso sì, ormai manca poco, daremo il massimo e vediamo cosa viene fuori, insomma. Tutti quanti uniti per Marco Aurelio Fontana oppure lì si gestirà al momento? Non abbiamo ancora parlato di questo con Fausto Scotti, però bisogna vedere come sta Marco e se dovevo aiutarlo io sono felice di farlo, insomma. Ecco qua le classifiche: Mirko Tabacchi 250 punti, Thomas Paccagnella 223, Luca Braidot 222. Master Cross, Luca Braidot 156, Mirko Tabacchi 133, Marco Ponta 113. Quindi di nuovo in studio, grazie Ilenia. Di fuori onda succede sempre qualche cosa. Infatti ricordiamo che gli amati CD e DVD a fine stagione nel Trofeo Triveneto servono non per vedere le gare ma per vedere tutti fuori onda sì, da ammazzarsi a risate. A proposito di questo, vogliamo dare l'ultimo appuntamento di quest'anno, che poi dopo chiaramente sarà il primo appuntamento, mi piacerebbe pensare, per l'anno venturo, quindi l'8 di febbraio che è domenica. Che è di domenica. All'ora di pranzo, quindi attorno alle 12:30, presso il ristorante La Corte ci sarà il consueto pranzo della seconda edizione del Trofeo Triveneto. Il gran galà, chiamiamolo, dai. Sì, galà del ciclocross. Proietteremo tutte quante le gare? Metteremo tutti, metteremo su Treviso Mountain Bike volantino e quant'altro come fare per iscriversi e quindi tenete d'occhio sia Treviso Mountain Bike che la nostra pagina abbiamo di cercato Facebook. di fare una cosa, come diceva prima Maurizio Schiavon, non strana, insomma senza spendere troppi soldi. Esatto. 12 euro un menù e 20 l'altro, quindi una roba molto alla portata di tutti, perché in periodo di crisi bisogna anche cercare di fare economia, però la cosa più importante è stare insieme. Proietteremo questo video, chi vorrà comprarsi il piccolo DVD si dovrà rivolgere a Ilenia Lazzaro con poche lire, anzi pochi euro si dice. Perché le lire non sono più non ci sono più le lire. Però io sai che ho la nostalgia della lira. Maurizio, tu hai una nostalgia della lira o no? Francamente sì. Ah, ecco, detto l'imprenditore mi piace. Anche io ho tanta nostalgia. Io ho nostalgia di quello, caro Pontoni, ho nostalgia dei gettoni. Tu ti ricordi quando c'erano i gettoni? Si comprava il caffè con i gettoni, era una valuta di scambio, cioè non era un problema. Un gettone... Cos'è il gettone negli anni della guerra? Ma tu sei forse? una bambina. Non lo so io, i gettoni. Ma che sto a perdere tempo con sta gente? Dai, parlami un po' di questa Anna Oberparleiter che le ha fatte tutte. Quasi tutte. E nonostante questo è riuscito a vincere quest'anno, l'anno scorso per colpa mia ha perso la maglia nell'ultima tappa, perché ci eravamo capite male, e quest'anno invece è riuscita a vincere il Trofeo Triveneto. Quindi se te lo aspettavi... So che tu rompevi sempre, invece sei andata avanti quest'anno. Hai perso qualche gara. Beh sì, quest'anno è andato molto bene tutta la stagione, quindi ho deciso di continuare e ho visto che la maglia era lì e quindi sono rimasta a casa un po' nelle vacanze di Natale per lavorare e dopo sono tornata. Beh, tu sei maestra di sci. Sono maestra di sci, Se io sì. vengo a sciare mi insegni. Sì, se non sei un caso
troppo difficile. Vede anche lei la tua stazza fisica, Nicola, non è che... No, però ti ho visto dimagrito adesso dopo le gare. L'hai pagata per dire questa cosa. È vero? Sofia! No, ma sei italiana, te lo dico. Sì, sì. Sì, l'ha detto. Non ci crede tanto, fatele un applauso. Sei italiana. Sai quando uno c'è una pubblicità, quando ti cogli di sorpresa, sei quella faccia che... Va bene, comunque sei italiana. Sofia, cara Stella, maglia, anche tu con tutto sto tricolore. Sì, quest'anno sono riuscita a prendere la maglia tricolore, ci speravo molto e finalmente ci siamo riusciti. Olimpiadi giovanili. Olimpiadi giovanili, stagione eccezionale anche su strada, convocazione anche ai mondiali su strada, quindi una bellissima stagione. Lei è la dimostrazione, lasciatemelo dire, che facendo le giuste pause si può fare tutto, perché lei ha fatto un'ottima stagione su strada, poi si è fermata un po', ha ricominciato con fine ottobre, primi novembre, e ha finito alla grande questa stagione. Sara Casasola, apriamo una parente. Sara Casasola, cosa possiamo dire? La regina. Sì, penso non ha sbagliato neanche una gara quest'anno, sbaglio. Vediamo se c'è non c'è una gara, hai vinto quasi tutto, giusto? Tutto. No, sì, quest'anno sono riuscita a vincerle tutte, boom, è andata anche bene, sì. Ma che maestro è Pontoni? Beh, Daniele certamente insegna tutto, insegna molto bene, è un grande maestro, ci ha trasmesso la sua esperienza e è stato veramente un grande privilegio incontrarlo. Sai cosa penso io? Che sono uno che, siccome uno come me che fa poco durante il giorno, nel senso che mi diletto a far nulla, però guardo molto. Però indipendentemente del grande campione, quello che è indubbio, io ho notato una cosa, lui, se voi state lì a fare le premiazioni, non vi permette di cazzeggiare uno da una parte, uno dall'altra. Io ho notato che vi ha voluto tutti là, sulla panchina insieme. E a me questo ha dato un significato. Io ho giocato al pallone e il mio maestro di calcio era un certo Gino Rossetti, che tu sicuramente conoscerai, quello che tirava le punizioni all'ungherese del grande Torino degli anni 20 con Baloncieri e Libonati. E il gruppo è importante, vero Daniele? Dico una sciocchezza. Li hai voluti tutti là e hai mandato a chiamare Chiandussi perché era lontano. No, in quel momento lì credo che la squadra deve essere unita e soprattutto in quei momenti lì lo deve far vedere, lo deve sentire. Il nostro sport, come abbiamo detto, si sta evolvendo e dobbiamo evolverci anche su queste cose. Avendo girato un po' anche il mondo e avendo corso in Belgio, in Olanda, dove diciamo, questo sport è lo sport principale, queste cose si vedono, le squadre si muovono a blocco. Vedere il mio blocco nero che si muove assieme, adesso magari c'è anche un po' di bianco, rosso e verde che non gli fa male, indubbiamente per me è una cosa che è naturale e deve esserci, quindi questa diciamo è la base per una buona... Noi dobbiamo farci vedere, oltre che, come ho detto prima, raccogliere i risultati, e questa è una cosa di quelle... Tu l'hai notata, mi fa piacere, quindi è importante. Che campionato italiano è stato il tuo? Beh, il campionato italiano è andato veramente bene. Era partito un po' male, però ho avuto la fortuna di non aver fatto danni in partenza perché sono caduta. E poi sì, è andato tutto liscio e sono molto felice. Posso fargli la domanda della scuola? Sì. A scuola gli hai detto che sei campionessa italiana, cioè ti hanno accolto? Sì, beh, sono rientrata qualche giorno dopo a scuola e ho trovato uno striscione in classe. Beh, questo fategli una... Che scuola è la tua? Il liceo Manzini a San Daniele. E hanno messo uno striscione. Vedi il Friuli, porco boia, grande. Fategli un applauso. Sì, Mi perché commuovo. questa cosa è bella. Perché è la prima volta. Passiamo anche con Alessia, Sì. facciamoli tutti, dai, abbiamo un po' di tempino, Sì, bisogna dai. anche dargli un po'... Anche per Alessia è stata una bellissima stagione. Oh. Se te l'aspettavi, se volevi far di più, oppure se ti va bene così. Beh, è stata una stagione bellissima. Speravo di prendere la maglia del Triveneto, purtroppo per 4 punti non ce l'ho fatta, ma sono stata veramente contenta perché ho raggiunto un risultato veramente inaspettato. Passiamo dietro a Chiandussi. Alzati in piedi che ti devi far vedere, Chiandussi. Ma tu sei si può dire deficiente in televisione? No, non si può dire. Tu sei stato... come si dice? Troppo...
Cosa? Aveva un piede rotto, era già in bicicletta dopo 15 giorni. Ma i corridori sono così. Ma come hai fatto? Ma hai preso quella mountain bike, sai che mi hai fatto venire male? La voglia di correre. È più forte del male. Sì. Ma non è che poi ti ha compromesso la guarigione? No, stavo bene, ho provato a Mondi Prato e poi ho continuato. Hai detto, porco boia, ci picchia. Avresti potuto indossare anche tu un tricolore. Sì. Prendevi la possibilità. Sì, il percorso a pezzi di greco rispecchiava tutte le mie caratteristiche. Peccato per la... Sì. Per la Però è gamba. giovane. Però insomma, sei giovane, si riscatterà È il una cosa prossimo bella anno. che abbiamo detto anche in cronaca, è che questo ragazzo si è fatto male, però è venuto lo stesso tutte le domeniche dietro alla squadra. Di fianco a te c'è un'altra ragazza. La Elena Leonardi. Oh, Elena Leonardi, Sì. che è la figlia di Leonardi. Sì. Ecco, che è il papà tuo di fianco. Anche te hai fatto una bella stagione, ieri hai fatto una bella gara. Ma è andata bene anche inizio anno, insomma è sempre stata attorno quarta o quinta posizione, quindi bene. Sì, dai, abbiamo fatto una bella stagione. Peccato un po' per l'italiano che stava andando bene, poi ho rotto la bici un po' lontano dai box e quindi è saltato tutto. Intanto facciamo una parte di applausi per questi qua. Mentre noi, siccome era oramai a conclusione Vittorio Veneto, abbiamo fatto una piccola clip, perché c'è stata una cosa meravigliosa, come diceva prima Maurizio, la ruralità, sarà che siamo tutti insieme, sarà che comunque condividi tutte le domeniche le stesse facce, quindi poi anche le barriere, quello mi stava sulle palle, poi lo conosci meglio e invece ti è la persona più simpatica del mondo. No, ma ce ne sono tanti altri. Comunque, succede che, insomma, era un momento di pausa, c'era la musica che andava, una signora deliziosa, si chiama Rosanna, mi ha detto, mi dia la telecamera che vi riprendo mentre ballate, perché ci scappavo da ballare, a mia moglie, no? E abbiamo fatto questa cosa qua. E allora ve la faccio guardare e poi dopo c'è un coro di tutte le ragazze alle premiazioni che dicono, Nicola ti amiamo, adesso sentirai. Mandiamo la clip. Io faccio la faccia da stupido? Mi riesce? Appunto. Non l'ho capita. L'hai capita tu? Mi sfugge qualcosa. Argesi, hai bisogno di un apparecchio acustico? Perché io ho sentito un'altra cosa. La riascoltiamo un attimo. Se vuoi ce la ascoltiamo. Argesi, proprio puntuale. Cioè, Argesi? Io ero là proprio... ascolta. Argesi, ti amiamo. No, Argesi, ti odiamo. Sì. Ascolta. 3, 2, 1, Argesi, ti odiamo! Argesi, le mie donzelle mi acclamano. È inutile. Posso La chiedere a questo pubblico meraviglioso dell'anima nera che gli voglio tanto bene, bella bella gente, voi mi amate, ditelo, fatemi un applauso, tiratevi su di morale. Però io ho il mio fascino con le anziane. Con le anziane. Chiara, Oddio, poverina. Gli ho chiesto ieri, vieni Chiara che mi fa piacere lei, ha subito detto sì. Alzati i piedi Chiara. Ti stai divertendo con noi? Sì, sono qui solo per te. Ecco, fateli un applauso. Qua voglio sentire. Hai capito? Sì, ma gli hai dato di anziana, poverina. Che? Io non sono anziana, neanche lei è Ma anziana. qua anche tu il prossimo anno giochi con gli anziani, vai. Cosa c'entra? Ma abbiamo meno di 35 anni, quindi siamo ancora giovani. Siete già master comunque, già Siamo la giovani. master. Siamo mamme. Ma è master, ma già non è che sei una ragazzina. Comunque sono contento che sei qua stasera. Anch'io, grazie. Ma stai attento, ti piace stare con la famiglia del Cicocos, come diceva Maurizio? Perché tu non è che arrivi da dietro l'angolo. No. Quanti chilometri sei fatta questa sera? Centinaio. Centinaio, per andare e tornare. Sono 200, mangi con noi stasera? Sì. Un applauso a Flavio Zoppa, spassa il microfono. Tanto mi prendo la cartellina. Aspetta, scusami. Grande Finalmente è arrivato Zoppas. Flavio, io aspettavo anche dal grande, devo essere sincero.
Giuseppe, perché voi ci fate un po' sognare. Quest'anno però avete avuto Mariuzzo che vi ha un po'... e anche Giuseppini, insomma... Sì. Noi sta diventando più vecchi e entrano i giovani, ci mettono in quindi- difficoltà. Comunque, è andata bene lo stesso. Che percorsi sono stati da intenditore? Perché tu so che sai dare un po' un'analisi di tutti i percorsi che sono stati. Il 90% davvero belli. Proprio da ciclocross, qua sappiamo organizzare benissimo, sono davvero soddisfatto. Quindi un grande trofeo. Sì, sempre in miglioramento, davvero E molto saluti bene. tuo papà, perché tuo papà è stato un grande professionista, mi pare che lui abbia ancora oggi il record della tappa più lunga della storia del Giro d'Italia, se non sbaglio. Non so, di tutto il Giro d'Italia, comunque era una tappa lunghissima, 330 km. Infatti, un applauso a tuo papà perché gli voglio molto bene, lo Molto apprezzo grazie. ancora oggi molto. Thomas Paccagnella, passati il microfono. Un atleta meraviglioso, come lo chiami sempre tu. Meraviglioso, nel senso, questo, allora, Maurizio, apriamo una parente. Se non vengono i cognati di vomito. No, apriamo una parentesi, ci sono quelli elite, sai, quelli che si tirano a malta fina, quelli che durante il giorno si fanno le 4, le 5 ore di bicicletta, poi la palestra, carboidrati, tutti perfetti, se rompono mai sto ragazzino qua che ci ha fatto brillare gli occhi anche ai campioni italiani, perché non è che era proprio ultimo, insomma, un bucio così, lavora, Bravo. tutto il giorno e poi dopo si diletta. Cioè questo per me non è un atleta meraviglioso, è un uomo meraviglioso, posso dirlo? Certo, certo, se lo merita. Se lo merita. Ci mancherebbe altro. Quante ore di lavoro fai al giorno? Come anche Zoppas, ma tu sei anche un po' più giovane. Te hai esagerato perché altrimenti mi mandano l'Inps e l'INAIL a casa. Hai detto che lavoro 12 ore al giorno, è un po'... No, meno, dai, meno, molto meno. Molto meno. Sì. Però dai, il mio tempo per allenarmi lo trovo, vai tranquillo, Nicola. E quindi tu sei sposato e hai anche una famiglia. No. Convivo con... Argesi, ce l'hai una famiglia? Argesi era il mio matrimonio, Ah, il era il testimone, non è che era... Questo è un attacco di buongiornite. Sì, non lo ma sapevo. stai prendendo colpi. Ma convive, hai detto? Sì. Allora. Te avevi predetto il mio matrimonio ancora 2 anni fa, però per ora ci stiamo lavorando. Beh, ma arriverà quel giorno. Sì, deve arrivare. Comunque sei una speranza per tutti noi, rimani così, non c'è problema. Fategli un applauso perché Posso dire, Sì. è il mio testimone, mica l'ho scelto a caso. Povero lui. Nadir, il Tom Cruise. Qua ci abbiamo assomiglia Laura per- Pausini. Sì, Laura e la Pausini, Sofia lei ci Bettini. assomiglia a Tom Cruise. Ma è uguale a Tom Cruise. Ma dove? Ma è uguale. Ma guardatelo, fategli un primo, guarda in telecamera. Cioè questo... Lanciamo un sondaggio su Facebook. Già me lo immagino. Cioè questo qua, in bicicletta non fa cose normali. Cioè lui che trasmissione, ragazzi. Non è Nadir. vero, te l'hanno detto tanti però, di la verità. Sì, non sei il primo, però io dico sempre che sono basso come lui, però resto... Ma l'uomo non si guarda dalla statura, Esatto. ma la sua grandezza è d'altra parte. Beh, chiaro. Nella testa, poi la gente pensa che... sempre i maschi. Ah sì? Vabbè. Sì, è vero. A dire che campionato italiano è stato il tuo e soprattutto che bel trofeo che hai fatto. Ma sì, quest'anno siamo partiti col Dani pensando di poter fare qualcosa di positivo, diciamo. Siamo partiti bene, e io non me l'aspettavo, sono sincero, però stavo bene a settimana di italiano, volevo fare un'ottima gara. Ho visto che non era il solito Gioele, che il primo giro fa cose veramente mostruose. Siamo riusciti a tenerlo, poi lui ha fatto un errorino, io sono andato e ce l'ho fatta, quindi comincio adesso un po' a capire che ce l'ho fatta, però sono molto contento. Noi ti facciamo i complimenti, Mastercross oggi hai vinto la maglia. Su di lui voglio farti una domanda veloce, è uno di quei ragazzi che ha ancora tanto da imparare, ma da migliorare soprattutto, sia psichicamente che anche fisicamente. È un ragazzo dove si può pensare chissà quante cose buone per lui. Non tanto psichicamente, più No, psicologicamente. Psicologicamente. Difatti lui ha fatto questa settimana 3 giorni che non ha dormito. Quando si è messo su la prima volta la maglia abbiamo avuto un po' di problemi. Domenica sabato ha corso a Milano col pannolino, poi gliel'abbiamo tolto. Comunque dai, credo che Nadir, lui ha detto una cosa, forse a Silvelle ha capito, è stata la svolta un po' della stagione per lui, ha capito che poteva arrivare lì. Chiaramente Gioele è sempre Gioele,
Noi però siamo andati giù non per arrivare secondi, almeno dentro di me io non sono andato per arrivare secondi, poi si poteva arrivare anche secondi e terzi. Lui non ha sbagliato niente, ha interpretato la gara nel migliore dei modi, ha corso con gli occhi da tigre e questo gli ha portato questa maglia. Poi quello che succede agli altri interessa ben poco, perché queste sono le cose che contano, con i se e con i ma andiamo poco lontano e lui, come dicevi tu, Nadir, può crescere ancora tanto e parecchio, perché lui è entrato, ha aperto la porta in questo momento nel mondo del ciclismo. E sono convinto, un applauso proprio a Nadir Colledani. Un atleta che io vorrei, cioè credo che tutte quante le squadre vorrebbero avere un atleta così. Io a delle persone vicino al suo gazebo, entourage, ho detto speriamo che possa proseguire a fare ciclocross, perché sai c'è questo veto del divieto, no? Io dico la mia, quando uno mi divieta qualcosa sulla mia libertà divento pazzo. Se uno ha piacere di fare il ciclocross da 0 anche a 150 anni, se vuol farlo, non vedo perché bisogna vietarlo. Però credo che un atleta importante, che è un patrimonio italiano, sia proprio Filippo Zana. Fategli un applauso prima, perché lui arriva dalla strada e forse la nota più bella, tra virgolette, perché va a dissacrare tutto quello che è stato l'humus fino ad oggi. La strada non si può fare se fai ciclocross. Lui arriva dalla strada, campione italiano, ancora quando era esordiente, poi allievo, e adesso ha fatto delle cose straordinarie. Filippo, insomma, a te piace questo ciclocross davvero, mi pare? Ma sì, dai, ciclocross mi diverto molto, quindi... E vuoi farlo ancora, fosse possibile? Beh sì, finché mi lasciano lo faccio, poi spero di continuare, spero di andare avanti molto bene come la stagione Noi ti auguriamo passata. che tu possa continuarlo a fare, perché già la parola se me lo lasciano fare, Garniga, dimmi la verità, io dico delle cacchiate, però mi dà un po' fastidio se me lo lasciano fare nel ciclismo. È l'ultimo muro che rimane, cioè trovare, ecco, di quelli che sono qua è l'unico forse vero stradista, Certo. che però da nessuna parte c'è scritto che non si possa pensare al multidisciplinare. Per troppi anni, e io li dico con spirito critico, all'interno della federazione si è parlato di multidisciplina forse solo per parlare, adesso si sta facendo qualcosa di importante. Se avete letto qualche giorno fa sulla Gazzetta, c'è anche Cassani che è venuto in Puglia a vedere l'italiano, ha detto mi aspetto di vedere questo, qualche volta su strada, e io spero che sia viceversa anche. Certo. Cassani è stato invitato, verrà agli stage del fuoristrada, perché è proprio un momento di incontro e possiamo far vedere il potenziale che ha il fuoristrada per la strada, e al tempo stesso si può tranquillamente capire che fino ai 17-18 anni non necessariamente ci deve essere E specializzazione. mi auguro, poi dopo il nostro commissario tecnico del ciclocross, Fausto Scotti, vado su qualche gara di strada e faccio questo mi piacerebbe vederlo domani nel ciclocross, insomma sarebbe par condicio, no? Beh, detto questo, non è che arriva da chissà dove, non è che Filippo Zana nasce qua. Passate il microfono dietro velocemente Antonino. a Antonino Cannata, che è quello che ha responsabilità maggiori di tutte, perché è quello che ha messo in bicicletta lei. Voi compite ogni anno un piccolo miracolo, Antonio. Ci vuoi spiegare brevemente? Questo miracolo si compie a Marostica fino a Piovene Rocchetto, dove voi avete la vostra sede. Dobbiamo ringraziare i professionisti che si sono messi d'accordo loro. Ci siamo trovati la prima volta a Breganze sotto un pino. Io andavo in bicicletta da amatore e ci siamo fatti tante fotografie sotto un pino. Ho detto, ma perché non andiamo a Piovene, che vi preparo un rinfresco, eccetera. L'anno prossimo sono venuti. Abbiamo fatto l'altro giorno, un mese fa, scarso, qui la 12ª edizione. Arriva Santo Stefano e arrivano, piove, non piove, appuntamento a Marostica, all'Aiola. Senza dirsi niente durante l'anno. Niente. È un miracolo, fategli un applauso. Oh, 15-16 professionisti, non uno o due, che trovare un professionista anche in una riunione, lo diceva Carlesso in un'assemblea, che cercava un professionista e non era arrivato, è difficile perché ci vuole la medaglia d'oro, ci vuole questo. Da noi vengono a fare gli auguri ai bambini perché gli portano fortuna durante l'anno e sfiliamo poi per Piovene con i bambini, i professionisti e i bambini, carabinieri, vigili, chiudiamo tutte le strade e poi andiamo a finire a fare un rinfresco
così amichevolmente, e poi se ne vanno. Arrivederci all'anno prossimo. Bene, noi ti ringraziamo, mandiamo via il servizio, c'è l'avvocato Pasqualin, Ballan, Bandiera, il sindaco di Pieve di Ballan. Che dispiacere questo ragazzo, io credo che qua bisogna... Lo invitiamo in studio quando speriamo, riapriamo. veramente io credo che sia una ingiustizia colossale. Un'altra ingiustizia, non vedo perché uno... come si chiama quello lì che faceva Schwarze? E quello alla fine non paga un cacchio, pagano tutti gli altri. Paga sua Cioè, ma dove, Garnica, dove cacchio viviamo? Nella Repubblica delle Banane? Speriamo che cambi qualcosa. Questo dovrebbe, perché è scandaloso. Pontoni, dimmi la verità. Siamo in fascia protetta, è meglio salvo. Andiamo in servizio di Cannata perché è delizioso. Le emozioni sono quelle di un ciclista che sta over, nel senso dell'età, che sta in mezzo ai tanti giovani, ma la 12ª edizione di questo appuntamento con i Cannata, con la famiglia Cannata, era da celebrare, e quindi ci ha pensato anche il buon Dio mandandoci una giornata rara per questo Santo Stefano, e quindi la giornata si preannuncia veramente gradevole. È una giornata dove ritrovo amici, facciamo del bene al ciclismo, ormai è diventata una routine, ritrovo a Marostica alle 10, il giorno di Santo Stefano, e passiamo queste 2 ore assieme, è sempre bello. Per me è sempre un piacere essere qui presente, già dal 2008 che vengo. Fortunatamente oggi la giornata è splendida, c'è il sole, non è proprio freddo, quindi va bene. Un piacere anche essere da figura, da esempio ai piccoli ragazzini, ai piccoli ciclisti, quindi dai, bene, una bella giornata un po' per tutti. Condividere una giornata di festa, che è la 12ª, se non mi sbaglio, Presidente, che si fa a Piovene Rocchette, dove che i professionisti vengono a portare gli auguri e soprattutto vengono a dare solidarietà ai giovani di Piovene della scuola ciclismo, fa molto piacere. Dobbiamo credere nelle associazioni, e l'associazione ciclistica, l'ho detto anche in un'altra occasione, è uno spirito anche educativo, e quindi essere qui è solo un immenso piacere. È un grande riconoscimento al presidente dei presidenti a livello ciclistico, che è il presidente Antonino Cannata. Un mio punto che mi ha fatto forse arrivare ad essere sindaco, primo cittadino di Piovene Rocchette, sono proprio le associazioni. Non le ho mai abbandonate e mai non le abbandonerò. Porte aperte sia a livello amministrativo, sia a livello di sede comunale, ma soprattutto sia a livello mio personale con tutte le associazioni. Cercherò sempre di essere in prima persona presente. Dalle associazioni passa la vita del paese. Ci sono associazioni culturali, sportive, amatoriali di altri valori di interesse, ma non dimentichiamo che le associazioni sono linfa vitale per un'amministrazione, ma soprattutto per i cittadini del nostro paese. Nella splendida cornice di Posta di Fibreno a Frosinone si è svolta la prima edizione della Cross Cup Lazio Trofeo Romano Scotti, e nella cronaca andiamo a dare qualche spunto, qualche notizia su quanto riguarda la categoria esordienti uomini, che si è imposto Edoardo Crocesi, capobianchi cicli, davanti a Massimiliano Appodia Max Reading Team e Giampaolo Retardi Fontana Anagni, mentre tra le donne esordienti nella stessa categoria Marina Leazza Eurobici Orvieto ha vinto davanti a Chiara Liverani Cycling Team Pomezia e a Giulia Quattrini Pontino Sermonetta. Tra gli allievi Patrick Favaro Pontino Semonetta si impone davanti a Mario Zaccaria e Michael Menicacci. Tra le donne allieve Arianna Ingegneri vince davanti a Claudia Mazzetta e Sara Asciuto.
batteria della giornata ha visto al via gli Juniors, le donne Open e Master fascia 2. Antonio Folcarelli, Drake Team New Sport, reduce dalla partecipazione alla gara internazionale Mamma e Papà Guerciotti il giorno precedente, si è imposto tra gli Juniors davanti a Matteo Noro del Lazio Ciclismo e a Leonardo Assettati, Drake New Sport. Tra le donne junior ottiene l'ennesimo successo nel Cross Cup Lazio Monica Bellachioma, Drake Team New Sport, davanti a Maria Laura Tuffi, questa della Fiormonti Team, nella gara già riservata. Gli uomini Open che hanno corso insieme ai Master della fascia 1 e il successo è andato all'Under 23 Luca De Nicola, Lazio Ciclismo davanti agli Elite Luca Orsino, Veloce Club Senigallia, e a Giovanni Gatti, Mountain Bike Santa Marinella. Nella categoria Master si sono affermati Gianluca Magnante, poi tra gli Elite Master Giovanni Dauria, tra gli M1 Marco Chielastri, tra gli M2 Massimo Folcarelli, tra gli M3 Gianni Panzarini, M4 Massimiliano Flaregari, tra gli M5 Angelo Ciancarini, e prova seguita poi dalla cerimonia delle premiazioni con la vestizione di tutte le maglie dei leader di categoria. Grazie per le immagini che ci sono arrivate dal team di Zappa Cenere, diamo di nuovo la linea allo studio. Passate il microfono a Matteo Buso e un applauso a Matteo che l'ho voluto io in questa trasmissione. No. Matteo, tu hai assistito, ma il prossimo anno ci darai una mano? Ma se mi volete ancora, se lei mi vuole, certamente, anno, volentieri. La mia è più grande, andiamo tutti al mondiale, perché quest'anno Nicola per il primo anno dopo tanti anni perdo il mondiale. Che dispiacere, tu andrai? Io sì, ci sarò. Noi avevamo mezza intenzione, però è meglio che quest'anno saltiamo. Io ho prenotato un mese fa, quindi... Ma tu hai detto una cosa che ti ho preso un po' per il... nel senso... Ma se venisse qua la Belén e dice guarda, quei 3 giorni io c'ho da fare con te, possiamo fare... E tu cosa hai detto? Io ho detto, vado al mondiale, per una volta, magari... Che ricordi hai, perché hai detto una frase bellissima, hai fotografato tutti i mondiali che hai partecipato. Sì, non ne ho visti ancora tanti, ho ancora tutto il tempo, perché magari mancava la compagnia ad andare, però insomma mi piace e ci vado volentieri, soprattutto quando sono in Belgio e Olanda. Questa è la passione, caro Maurizio, sono questi qua, quando vero? sono in Belgio e Olanda. Sì, no, è un invito anche agli altri ad andare in Belgio e Olanda perché è qualcosa di favoloso. Un applauso a te, io intanto saluto anche Marco Tapparello e Diego Laverda. Quando vedo Marco Tapparello mi ricordo il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, sai, il mio cuore è tenero verso quella parte. Posso salutare, visto che l'hai nominato la settimana scorsa, Fabio Casotto, che lui ci guarda e ogni tanto... Passa il microfono, dai, oramai abbiamo bruciamo. Marco, tu eri di quell'epoca, di Fabio Casotto, ti ho nominato anche... Sì, amici e avversari in corsa. Quanto erano belle quelle corse? Tanto. Penso che nella mia carriera ciclistica, finché è durata, sono state le corse più belle e più sentite, perché a quel livello avere una corsa a tappe, tra virgolette, avere delle maglie era una cosa... Sai chi le organizzava? Te, lo dici ogni puntata. Vabbè, sono i miei figlioli. Però, insomma, Marco, io ricordo che un Giro d'Italia che arrivò proprio a Marostica, tu tappezzasti tutta Marostica con le maglie delle Comunità Montane del Brenta, è vero? Te tu la fai? Sì. È un bel ricordo. Sì. Siccome mio papà lavorava nella zona di Marostica e vari commercianti avevano chiesto appunto
delle maglie, io le ho offerte, le ho prestate ben volentieri all'evento. Maurizio, quando si parla di merchandising oppure di visibilità, quello a me è stato qualcosa che mi ha aperto la testa, nel senso erano ragazzi allievi, tu sai che le organizzazioni del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, una cittadina aveva un valore aggiunto nel proprio concittadino in un avvenimento importante. Certo. Quanto tutto è importante, anche dagli allievi. Tutto, parte tutto, ma soprattutto parte tutto dai giovani. Questa è la cosa più bella. Bisogna investire su di loro e bisogna dargli modo di crescere. Siamo proprio in conclusione, io una domanda te la devo fare, la faccio prima a Paolo Garniga. Ci sono i mondiali a Tabor, fine gennaio. Io so che si possono mandare 5 atleti per ogni nazionale. Sarebbe bello mettere a dimora tutti. Mi è venuto in mente in cronaca, ne ho parlato con la Ilenia, non voglio fare il commissario tecnico, sai quanto mi viene la pellagra, però vedendo questo circuito e la Forestale, che sono dei mastini napoletani a servizio anche di un Marco Aurelio Fontana, potrebbero forse fare qualcosa, perché se questi qua si mettono d'accordo sono carogne. Sono carogne, sono forti, sono giovani. Nel senso più positivo e largo della parola. Forse devono fare anche loro ormai una scelta, perché loro cominciano ad arrivare in una fascia di età dove è veramente difficile pensare alle 2 stagioni. Perciò le scelte le avranno fatte loro all'interno del loro team, certo, con il loro tecnico, e sicuramente si saranno rapportati col tecnico della nazionale, che poi è sovrano nelle convocazioni. Sicuramente cominciamo ad avere i numeri di qualità per allargarla questa nazionale, che negli ultimi anni era fatta di pochi atleti. Cosa pensi tu invece, Daniele? Siamo in chiusura proprio per dare un augurio a Fausto Scotti, che possa essere l'anno dei miracoli. Ma come ha detto Paolo, sicuramente chi decide poi è una persona sola. L'importante, credo, per tutti i ragazzi che fanno questa specialità, tutti ambiscono ad andare al mondiale, perché per qualcuno è il premio, per qualcuno va a giocarsi qualcosa di poi importante. Anche esperienza. Sicuramente, esperienza è tutta un'altra esperienza. Se vai a correre in Belgio, vai a fare il mondiale, è tutta un'altra esperienza. Se riesci a portarli tutti sarebbe importante. Poi bisogna anche fare i conti con quello che abbiamo. Hai parlato di mondiale, mi ricollego a una cosa che ci riguarda più da vicino, visto che ho qui dietro anche il mio presidente. Per lui mi ha dato carta bianca per quest'anno. Il prossimo anno avremo in squadra, presidente, un ex campione del mondo, nella categoria elite. Non dico di che nazionalità. Ma vorremmo sapere anche il nome. No, è troppo presto, troppo presto adesso. Devi farlo qua. Che cosa? Devi dircelo qua. L'annuncio in esclusiva, scritto. Assolutamente. Assolutamente. Bene. Nadir Coledani testimone. Noi intanto salutiamo i nostri telespettatori, chiudiamo qua, ci vedremo a marzo per la stagione primavera-estate, quindi pret-à-porter fino a ottobre, poi dopo speriamo di poter di nuovo riraccontare un trofeo Triveneto e chissà, forse un masterclass più allargato, ma qua sarà poi Maurizio che dovrà decidere cosa voler fare insieme al gruppo di lavoro. Per noi è stato un piacere intanto accompagnarci e accompagnarvi in queste belle puntate, soprattutto in queste varie località, come dice Lenia, rurali, no? Dove c'è un po' la natura di tutti noi, dove ci siamo divertiti, dove abbiamo trovato delle amicizie nuove, altre le abbiamo ritrovate dagli anni passati e chissà, forse altre nuove ne ritroveremo il prossimo anno. Sta di fatto una cosa, che da quando si è bambini succede spesso che sono 2 fratellini, uno costruisce e l'altro rompe. Ecco, facciamo che questi 2 fratellini possano andare d'accordo e tutti quanti insieme poter costruire qualcosa, perché poi alla fine noi non abbiamo nulla da guadagnare, ma tutto da guadagnare ce l'hanno loro, ce l'hanno i nostri figlioli, i nostri ragazzi e coloro che investono anche qualche soldino. Insomma, noi ce lo auguriamo sempre e con questo proposito vi diamo appuntamento a quello che sarà il panorama estivo con grandi novità, mi pare. Sì, intanto non so niente io, fa tutto lei. Sì, vogliamo ringraziare però innanzitutto l'Atlantide Video Service, Christian Bohm e Zappa Cenere, e queste sono le belle realtà, le belle collaborazioni che ci hanno permesso di avere le immagini sia del Giro d'Italia che del campionato italiano. Ci saranno parecchie novità, stiamo lavorando per avere un bel palinsesto, già quest'anno secondo me con la versione estiva per il mountain bike abbiamo avuto un bel palinsesto, stiamo lavorando per avere sia nel mountain bike che nella strada un palinsesto di qualità. Quindi
ringraziamo veramente tutte le persone che ci hanno seguito, perché ci seguite in Però tantissimi. senza lacrime non è bello, l'ultima puntata, un po' di pianto, no? Non so, così. No, vabbè, però ci seguono insomma anche tantissimi dal sud e speriamo veramente una volta di riuscire ad avere anche qualcuno del sud, qualche squadra del sud, perché so che qualcuno ci tiene, quindi quando venite a fare qualche gara qui fate uno squillo, mandate una mail. Perché... Sarebbe una cosa bellissima. Bene, amici di Sketch, intanto ringrazio con un lungo applauso, fatelo tutti insieme, Maurizio Schiavon, grazie veramente per stato con noi. Paolo Garniga, questa casa sai che è la tua casa. Daniele, per te idem come sopra. Grazie Ilenia di essere tornata in splendida forma e ti vedremo... Sì, probabilmente il prossimo anno verrà mia figlia a fare il commento, perché gorgheggia già adesso che ha 2 mesi, quindi 2 al posto di 1 Argesi. A settimana, no, a marzo. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the invisible